Dopo anni mi trovo a avere questa ragione da parte del TAR, ma in verità è una ragione fittizia perché mi danno ragione, ma dall'altra comunque hanno delegato le spese a entrambi le parti, cioè devo sostenere le mie spese legali. Mi trovo a pagare 7.000 euro di avvocati da disoccupato, avendo ragione, avendo vinto una causa, che non mi sembra giusto. Fabio gestiva un autolavaggio nei pressi di un distributore di benzina in via Fratelli Bandiera a Marghera, quando ad un certo punto nel 1998 per lui è iniziato l'incubo. Per un contenzioso col comune di Venezia, nemmeno voluto da lui, la sua attività è stata congelata, è iniziata una causa e qualche mese fa è arrivato il documento che gli dava ragione. Ma nonostante questo il signor Lamberti deve pagarsi le spese legali e al momento la sua attività resta congelata. Ho cercato di fare 1000 lavori per tirare avanti pur avendo un'attività e soldi fermi miei, e a questo momento la situazione sappiamo com'è in Italia, e perciò soprattutto anche qua nel nord Italia, che è sempre stato lavorativo, si fa fatica a trovare lavoro per molte situazioni che magari non stiamo qui adesso, però comunque si fa fatica a trovare. Io sono attualmente disoccupato e devo fare i conti con queste spese che praticamente i giudici mi hanno obbligato a pagare. Inevitabile per lui farsi prendere dallo sconforto. Certe volte, quando uno va avanti anni, può arrivare a gesti di esasperazione. Poi nessuno si deve lamentare, i giudici non devono lamentarsi che ce l'hanno con loro. Loro prendono soldi, sbagliano sentenze, recano danni, rovinano vita alla gente e non si rendono mai responsabili. Perciò a questo punto devono valutare bene che le persone sono tutte uguali. Di qui un messaggio al neo sindaco Luigi Brugnaro. Spero anche di avere un colloquio con il nuovo neo sindaco Brugnaro per spiegare questa situazione, per vedere come la può risolvere lui. Ce l'ho con quello vecchio perché io sono andato con la vecchia giunta Costa a dimostrare tutte, con documentazione parlando, tutte queste problematiche. Mi hanno risposto che praticamente è meglio lasciare tutto lì, altrimenti si alzava un polverone.